Buongiorno, anzi buon pomeriggio anche a Portogruaro, che oggi incrementa il suo patrimonio con un'opera che tra poco andremo a inaugurare, di una utilità sicuramente notevole. Buonasera a tutti, benvenuti e ben rivisti, e anche quest'anno facciamo la stessa cosa, nel senso che inauguriamo la Terra di Doggi, 2 giorni, con l'inaugurazione di questa straordinaria passerella che unisce il Lemene nelle 2 sponde. Portogruaro è una città d'acqua, ha fatto dell'acqua la sua risorsa principale ed è giusto che noi amministratori la valorizziamo e facciamo il possibile per renderla accessibile, visibile ai nostri cittadini. Questa è un'opera secondo noi molto importante, perché collega una parte importante di Sant'Agnese con San Giovanni, una volta divisa. Mi dicevano i ragazzini che si divertevano da una parte e l'altra della sponda, devo dire, con un po' di competizioni giovanili. Oggi con questa passerella togliamo questa barriera. E credo anche che ritorniamo alla città un altro pezzo di storia significativo. Questo intervento che è alle mie spalle è un intervento che noi riteniamo importante. Quello che invece io ho di fronte ed è alle vostre spalle tra un po' di mesi sarà anche quello, un edificio che recupera un edificio vecchio ed è un parte di città che doveva essere recuperata. Credo anche che finalmente con il collegamento continuo tra Concordia e Portogruaro della pista ciclabile illuminata, anche questo potremmo idealmente collegare Concordia a Portogruaro in maniera più forte del passato. Voglio ringraziare i dipendenti comunali che hanno sopportato questo peso anche questa volta con un impegno straordinario, e io credo che anche con questa opera noi abbiamo sistemato un altro pezzo, lo ripeto, di città importante. Quindi come vedete noi stiamo procedendo alla sistemazione di questa straordinaria città a cui tutti noi vogliamo molto bene. Credo di aver detto tutto, do la parola al vice sindaco, così vi dirà anche, visto che è il diretto interessato, essendo vice sindaco assessore ai lavori pubblici, è quello che più di altri ha seguito quest'opera, e ci riporta anche alla storia e al nome di questo ponte, perché il nome di questo ponte non nasce casualmente, ma come tutte le cose ha dietro un significato e una storia. Io credo che come assessore ai lavori pubblici, ma l'intera comunità di Portogruaro oggi abbia più di un motivo per far festa. E proprio per prendere quanto il sindaco nella sua parte terminale del discorso ha voluto significare, dico subito che questo ponte sarà chiamato Ponte di San Lazzaro, per un motivo molto semplice, perché nel 1204 l'allora vescovo Voldarico diede la possibilità, proprio dove in questo momento vediamo l'edificio di fronte, di costruirvi una chiesa e un ospizio. Nel 1228 questo ospizio fu trasformato in ospitale. Si chiamava il convento di San Lazzaro, quindi questo ponte sarà dedicato, sarà chiamato. Io sono nato lì,
nei primi anni del 47 mio nonno faceva il custode per i cavalli dell'impresa Armando Furlanis. Sono nato lì, ho vissuto qua 6 anni, poi sono passato da questa parte della sponda a Sant'Agnese, fra San Giovanni, Sarlatani, Sant'Agnese, Pien de Budiese. Per chi non sa cos'è la Budiesa, sono le cimici. Questi erano solo gli affronti verbali, ma molte volte le fionde, con sassi anche di grande spessore, erano il risultato di cosa c'era di qua e cosa c'era di là del fiume. Altro che il Tevere, dove i bersaglieri di Porta Pia o altri ricordi potrebbero ricondurci. Orbene, è chiaro che questo ponte oggi non solo rappresenta l'unione di due borghi, ma qui non dobbiamo mai dimenticare c'era Palazzo Tasca, dove veniva tutte le estati il cardinal Celso Costantini. In questo posto che calpestiamo in questo momento c'era l'Orto delle Suore e il cortile del Sacro Cuore, dove solo le ragazze potevano frequentare l'istituto magistrale. Qui questa città è cresciuta, qui ha le radici, ma posso anche dire che i nostri vecchi, partendo da molto indietro nel tempo, in queste chiese, in questi luoghi, hanno pregato ma hanno anche molto sperato e hanno costruito questa città e oggi noi abbiamo l'obbligo e l'onore di amministrare. Bene, dopo gli interventi del sindaco e del vice sindaco assessore Villotta, pregherei adesso Monsignor Pietro Cesco di avvicinarsi per la rituale. Più che fare discorsi anch'io, direi, coglierei anzitutto il senso del ponte. Il ponte è una realtà che unisce sponde diverse, ma non sono estranee. E l'immagine, non ritorno a dire, ma allargo l'allegoria ad una realtà che deve essere sempre più evidente. Una città, una comunità non si costruisce mai in un clima o in una dimensione di individualismo, di parti, di divisioni o segmenti. Deve realizzare una unità. Il ponte dovrebbe, l'immagine, aiutarci a riscoprire ciò che è la potenza e la forza del stare insieme per insieme realizzare e crescere. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Preghiamo. O Dio che in ogni tempo, in ogni luogo, sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno questo nuovo ponte, benedici quanti hanno collaborato e lavorato per la sua realizzazione e fa che questo ponte raccordi non solo luoghi ma persone, non solo case ma città, per realizzare sempre nel tuo nome una comunione ed unità per il bene di tutti e della nostra città.